In vigore da oggi i provvedimenti della legge Lorenzin sui vaccini, alcuni casi di bimbi esclusi dalle scuole materne anche nel Tigullio, dove la copertura vaccinale supera comunque il 95%. Trattative in corso in Fontanabuona tra i comuni e SNAM sul tracciato del metanodotto che dovrà collegare Casarza Ligure con Sori. Al lavoro il tavolo dei sindaci per ridurre l'impatto dell'opera. Nella prima domenica di Quaresima, la messa in diretta su Telepace dalla parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. Avviato il percorso per i bambini sul tema Risvegliamo i nostri sensi. Genitori, recuperate il vostro ruolo. A Rapallo il pedagogista Daniele Novara ha esortato a evitare la promiscuità, a non lasciare i bimbi davanti ai videoschermi e a non essere iperprotettivi. Donare il sangue è un gesto d'amore. I ragazzi del liceo Marconi del Pino di Chiavari coinvolti nell'iniziativa promossa da HHT, Onlus e Fidas. Nessuna paura dell'ago, anzi tanta voglia di ripetere l'esperienza. Pallanuoto nel campionato di Serie A1 femminile, le ragazze della Rapallo Pallanuoto battono la Florenzia e volano al secondo posto. Obiettivo un buon piazzamento per le Final Six. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Anche nel Tigullio si sono registrati alcuni isolati casi di bambini respinti dall'asilo o dalla scuola materna perché non in regola con le vaccinazioni. Il giorno dopo l'entrata in vigore della legge Lorenzin, ieri era l'ultimo giorno utile per presentare alle scuole la documentazione rilasciata dalle ASL, oggi abbiamo tracciato un primo bilancio sui risultati dei nuovi obblighi. Per quanto riguarda l'ASL 4 è stata raggiunta la soglia di sicurezza del 95% sia per il vaccino esavalente che per quello del morbillo. Sentiamo. 0-6 anni non dovrebbero essere accettati nelle scuole, quindi asili nidi e scuole materne, pubbliche e private. Per le scuole elementari, le medie e le superiori, la Regione Liguria ci dirà con quale sistema combinare la contravvenzione. Per alcuni oggi è stata la giornata della verità, slittata di un giorno per la concomitanza con la domenica, la scadenza per le famiglie nel presentare la documentazione sulla regolarità dei propri figli in merito allo status vaccinale è entrata in vigore secondo i dettami della legge Lorenzin. Nessuna proroga dunque per una data già slittata di un anno. Chi ad oggi non risulta adempiente o resta fuori dall'asilo nido e dalle scuole materne, se parliamo di bambini fino ai 6 anni di età, o viene accettato a scuola, ma nei suoi confronti partirà un provvedimento amministrativo, sulla cui applicazione operativa però le scuole non sono ancora in grado di dare indicazioni chiare. Per quanto riguarda il territorio del Tigullio, i dati ufficiali della ASL 4 parlano di quasi 300 casi di inadempienti nella fascia di età prescolare, su un totale di quasi 5.000 nati negli ultimi anni tra il 2017 e il 2013, e poco più di 900 per quella scolare, oltre 11.000 nati dal 2012 al 2001. Un dato che comunque supera la soglia del 95% di copertura vaccinale indicata come sicura dalle autorità sanitarie sia per l'esavalente che per il morbillo e che a 2 anni dall'introduzione dei nuovi obblighi vaccinali ha segnato un recupero della copertura soprattutto nei soggetti in età scolare. Molti si erano dimenticati dei richiami, quindi praticamente noi siamo passati da circa 1.800 soggetti inadempienti a 900, quindi un buon recupero proprio in quelle famiglie che si erano dimenticati o che non avevano portato la documentazione perché magari vaccinati in altre regioni italiane o addirittura all'estero. Una disponibilità all'accompagnamento nella scelta di vaccinarsi che ha ribadito l'assessore regionale alla sanità continua anche attraverso una corsia preferenziale. Noi siamo sempre disponibili per le famiglie per dare tutte le informazioni che ritengono di ricevere, avere documentazione eccetera sulle vaccinazioni. Chi non è ancora in regola lo può fare tranquillamente prendendo un appuntamento presso i nostri centri vaccinali. La cronaca, una donna di 84 anni è stata investita da uno scooter questo pomeriggio in via Parma, a Chiavari, all'altezza del campo sportivo di Caperana. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15:30. Sul posto sono intervenuti militi della Croce Rossa di Cogorno e medici del 118 Tigullio Soccorso. In codice rosso l'anziana è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova. Ancora poco chiara la dinamica dell'investimento che potrebbe essere avvenuto sulle strisce pedonali e sulla dinamica indaga la polizia municipale.
Un canneto è andato completamente a fuoco a Carasco, poco distante dal centro commerciale Ileudi. Ieri, intorno alle 20, una squadra dei Vigili del Fuoco di Chiavari è accorsa per spegnere il rogo, che però, a causa del forte vento che soffiava nella zona, rapidamente si è esteso anche ad una vicina area boschiva. Sul posto hanno operato per tutta la sera e gran parte della notte, oltre ai pompieri anche i volontari antincendio. Grazie al lavoro e alla diminuzione di intensità dei venti, le fiamme sono state spente, ma le operazioni di bonifica si sono protratte nel corso della mattinata di oggi. E le raffiche di vento forte che si sono abbattute sul Tigullio dal tardo pomeriggio di ieri hanno provocato diversi disagi al territorio. I vigili del fuoco sono intervenuti a San Salvatore di Cogorno, in via 4 novembre, per il distacco di una parte della copertura di un tetto caduta rovinosamente a terra. I detriti si sono abbattuti su un'auto in sosta, provocando danni al mezzo. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Il vento ha sradicato sempre a Cogorno una centralina della telefonia che si è abbattuta in un'aiuola. A Chiavari, nella zona di Caperana, un contenitore di vestiti usati è stato scaraventato contro la fiancata di un'auto che è stata danneggiata. A Leivi, in località San Lorenzo, il vento ha letteralmente distaccato una baracca in lamiera, trascinandola sulla strada e lasciando senza copertura una vecchia Fiat 500 che si trovava ricoverata all'interno. E sempre a causa del forte vento è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ieri sera a Lavagna, attorno alle 20, è giunta al distaccamento di Chiavari la richiesta di soccorso per una impalcatura caduta in via dei Devoto. La struttura, staccatasi dal tetto di una palazzina nel tratto di strada che porta al porto turistico, ha danneggiato 9 vetture parcheggiate nell'area sottostante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Voltiamo pagina, continua a far discutere il progetto del nuovo metanodotto che dovrà collegare Casarza Ligure con il comune di Sori. Il territorio maggiormente coinvolto dal tracciato, i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2022, è la Val Fontana Buona. Decine i comuni attraversati che stanno cercando di arrivare ad una mediazione con la SNAM perché l'impatto dell'opera sia il minore possibile. Sentiamo. Andrebbero comunque a passare in terreni, andrebbero a rovinare dei terreni agricoli, quindi se non si passa da una parte e si passa dall'altra c'è comunque un po' di subbuglio. Una mediazione in corso e aperture da parte di SNAM Rete Gas ci sono state, ma non si placa il malumore della Fontana Buona sul progetto del metanodotto che dovrebbe collegare Casarza Ligure con Sori attraversando di fatto tutta la valle. La partenza dei lavori è prevista per il 2022, ma in questi mesi il progetto sta prendendo forma e la servitù a cui dovrebbe essere assoggettato il territorio attraversato non è minima. È impattante soprattutto per il nostro territorio. È un collegamento ad alta pressione della tubazione del gas metano dal comune di Sori, dalla tubazione che arriva a Sori con Casarza Ligure e attraversa proprio longitudinalmente tutta la nostra vallata, creando non pochi problemi per chi si ritrova col proprio terreno, con le proprie proprietà attraversate da questo tubo di importanza rilevante e che crea poi sul territorio una servitù non da poco. A questo proposito, per coordinare l'attività di mediazione portata avanti dai vari comuni, si è costituito un tavolo di lavoro dei sindaci della Fontana Buona. Qui vengono raccolte le istanze presentate dai cittadini e dai proprietari dei terreni attraversati dal gasdotto. I primi risultati sono già stati ottenuti. Stiamo trattando, qualche comune è già arrivato a buon punto. Se possiamo parlare di Coreglia Ligure, possiamo dire che stiamo aspettando ancora per la piana di Coreglia ancora una soluzione che quella proposta non ci soddisfa ancora a pieno. Quindi penso che o settimana prossima o l'altra ancora avrò un nuovo incontro con SNAM in cui spero che veramente ci venga proposta una soluzione accettabile. La ditta che sta redigendo il progetto è sta portando avanti anche certe problematiche del territorio, ecco, sta a ascoltare sia le comunità sia i sindaci per fare delle varianti, di dare meno impatto all'ambiente e al territorio. Ecco. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. Il sindaco di Chiavari ha firmato un'ordinanza in cui autorizza gli addetti del comune e i titolari di concessioni demaniali, ovvero stabilimenti balneari, spiagge libere, attrezzate e associazioni sportive, a bruciare la legna presente sulle spiagge del litorale portata in questi mesi dalle mareggiate. I falò dovranno essere effettuati nelle condizioni concordate con ARPAL. Chi ha bruciato la settimana scorsa senza presidiare il fuoco, commenta il primo cittadino Marco Di Capua, lo ha fatto senza
rispettare le norme mettendo a rischio la pubblica incolumità. Il materiale ligneo deve essere separato da plastiche o altri materiali, disposto in cataste di piccole dimensioni e i fuochi vanno accesi in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato. E continuano i lavori per il ripristino della strada provinciale 227 di Portofino e proseguono i segnali di ritorno alla normalità per il borgo. Mentre nei giorni scorsi è stata smontata la passerella che ha consentito il transito nelle fasi di emergenza, Città Metropolitana ha consentito il passaggio dei mezzi di soccorso lungo la strada di cantiere. In vista della riapertura a senso unico alternato, attualmente prevista per sabato 13 aprile, è stata avviata la posa dei sottoservizi. Inoltre è stato autorizzato anche il transito dei mezzi della nettezza urbana del comune di Portofino nella fascia oraria di Fermo Cantiere per consentire un più agevole smaltimento dei rifiuti e garantendo un ritorno alla normalità anche per il borgo di Paragi. E incontro questa mattina tra il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, e il direttivo appena insediato del gruppo albergatori Santa Margherita Ligure Portofino, formato dal presidente Armando Ezio Capurro e dai vicepresidenti Andrea Fustinoni e Beppe Pastine. Tema al centro del tavolo l'impiego dell'imposta di soggiorno. Oltre a confermare la collaborazione per gli eventi in programma nei prossimi mesi, le parti hanno condiviso l'ipotesi di organizzare un ulteriore grande evento nel mese di novembre per prolungare la stagione. E restiamo a Santa Margherita Ligure. La messa, trasmessa in diretta da Telepace, è andata in onda domenica dalla parrocchia di San Giacomo di Corte, che assieme alle altre comunità cittadine della città ha iniziato il percorso di Quaresima rivolto in particolare ai bambini sul tema Risvegliamo i nostri sensi. Si è partiti dal gusto con l'obiettivo di indicare ai più piccoli la possibilità di gustare fino in fondo la vita e al tempo stesso condividere il cibo. Al termine della celebrazione c'è stata la condivisione del pane. Vediamo. Quest'anno appunto attraverso un po' il solito percorso che proponiamo ai bambini, il desiderio di risvegliare i nostri sensi tutti e cinque, perché la vita e la liturgia appunto siano vissute appieno. Lei diceva una cosa interessante, non è solo il momento delle piccole rinunce la Quaresima, è qualcosa di molto di più. Beh sì, Gesù nel deserto ci è stato spinto dallo Spirito, quindi è un'esperienza spirituale che vogliamo anche noi lasciare che lo Spirito ci faccia vivere. Quindi non sappiamo cosa sarà. Certo, la Chiesa indica anche alcune pratiche, no? Lo sappiamo, però non da vivere appunto come l'esecuzione di qualcosa di già saputo, ma come lo strumento affinché lo Spirito appunto possa agire e guidarci un po' dove vuole Lui. Suor Silvia è arrivata in questa comunità parrocchiale da circa 6 mesi, fa la catechista. Che comunità ha trovato? Beh, una comunità abbastanza animata perché il parroco ci tiene ai suoi figli, diciamo, no? In questa parrocchia come i suoi, allora ci sono tanti impegni e allora anche io mi sto unendo a questo lavoro, no? Insieme, condiviso e collaborando nella parte del catechismo con i bambini e poi nella messa condividendo la parola di Dio con i bambini. Che tipo di lavoro fate? Allora approfondiamo la parola di Dio facendo arrivare in un modo magari un pochino diverso ai bambini, parlando un po' il suo linguaggio, gli esempi che loro possano capire anche e poi così nutrirsi già da piccoli, no? E crescere nella fede e nell'amore nella parola di Dio. Questo è un quartiere che negli anni ha subito un fortissimo spopolamento, però c'è un affetto per questa chiesa ancora molto forte. Sì, c'è un affetto che non solo riguarda le persone che abitano il quartiere, ma le persone anche che abitavano il quartiere, che sentono forte questo legame verso la comunità e la propria chiesa. E quali sono i momenti più sentiti della vita di questa comunità? I momenti più sentiti nella ferialità è ovvio la messa della domenica. Poi abbiamo durante l'anno certi momenti molto sentiti come la festa patronale della Madonna della Lettera a luglio e il 20 di giugno quando viene ricordata l'arrivo dal mare della statua della Madonna della Lettera nel 1783.
Nel contesto della visita pastorale, il vescovo Alberto Tanasini ha incontrato ieri sera a Borgonovo il Consiglio d'ambito. Il Consiglio raggruppa le comunità parrocchiali di Mezzanigo e Borznasca, ciascuna delle quali è rappresentata da 1 o 2 laici che già da 2 anni si stanno compiendo un cammino di condivisione nato dal lavoro dei tavoli. Erano presenti i parroci delle comunità, Don Mauro Gandolfo, Don Daniele Beronio, Don Onesfore, Don Bonaventure Nduimana e il diacono Enrico. Il vescovo ha insistito sul servizio alla comunione che questo organismo promuove e vuole sviluppare. In particolare Monsignor Tanasini si è soffermato sull'importanza delle comunità eucaristiche e sulla necessità di declinare in qualche iniziativa questo spirito di comunione condividendo l'Eucaristia. Nel dibattito seguito alla proposta del vescovo sono emerse le esigenze di formazione liturgica da promuovere nell'ambito, in particolare per lettori, ministri dell'Eucaristia, cantori, animatori liturgici. È stata inoltre rilevata la necessità di una pastorale giovanile capace di coinvolgere maggiormente i ragazzi nelle attività parrocchiali. Il prossimo appuntamento della visita pastorale sarà domani alle 20:45 all'abbazia di Borzone, dove il vescovo terrà una lezione sul Vangelo di Luca. I genitori devono recuperare il loro ruolo, a dirlo il pedagogista Daniele Novara, che a Rapallo ha dato una lettura dell'educazione che oggi viene data ai figli. L'incontro dal titolo Genitori si diventa è stato promosso dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo. La relazione integrale sarà trasmessa questa sera alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85. Sentiamo proprio l'intervista. La promiscuità non è mai indice di buona educazione, piuttosto mantenere la giusta distanza consente ai figli di costruire esperienze proprie. Parole di Daniele Novara, il noto pedagogista intervenuto a Rapallo in un incontro promosso dal Comitato Genitori. Lo studioso piacentino ha invitato mamme e papà a mantenere il proprio ruolo. I figli hanno bisogno dell'autorità dei genitori e questa di certo non si crea né si rafforza se i genitori vogliono essere amici dei figli. Bisogna che i figli, gli amici se li cerchino fra i loro coetanei e assolutamente smettano di cercarli fra i genitori. C'è poi un secondo richiamo da parte di Novara: basta proteggere i figli in modo esagerato ed essere iperaccudenti o iperapprensivi. È una generazione di genitori che, come dire, fa fatica, ecco, a vivere questa esperienza educativa, fa fatica, come dire, anche a accettare che i bambini siano semplicemente bambini. C'è un po' di fragilità, i genitori non vanno mai colpevolizzati e viceversa vanno aiutati proprio perché la gestione dei figli è una responsabilità non solo loro ma di tutta la comunità. In situazioni di emergenza o tensione poi oggi è facile posizionare i figli davanti a cellulari, tablet e TV. Eppure, dice il pedagogista, esistono valide alternative. Ci si può attrezzare con giochi da tavolo, giocattoli o pennarelli per colorare oppure libri per leggere, evitando così lo sguardo fisso sui videoschermi che, come noto, possono dare dipendenza, rovinare la vista, intontire i bambini. Non abbiamo nessun vantaggio a voler evitare la necessaria ricerca di alternative veramente educative. Ecco, facciamo il possibile perché eventualmente i bambini stiano sempre di più tra di loro. Giocare tra di loro è l'antidoto ai videogiochi. La pagina degli esteri adesso. Alla vigilia dell'8° triste anniversario dell'inizio della sanguinosa guerra civile in Siria, il 15 marzo, le organizzazioni internazionali e cattoliche pubblicano il loro rapporto sulla situazione del paese, dove non si può certo parlare ancora di pace, nonostante l'ISIS sia ormai alle corde. Anche quest'anno Caritas Italiana ha preparato un dossier con dati e testimonianze. Radio Vaticano ne ha parlato con Fabrizio Cavalletti, che è il responsabile per Caritas del desk Medio Oriente e Nord Africa. Nel dossier riportiamo dati che dicono di un paese ancora in guerra e che colpisce ovviamente in modo particolare alcune categorie, tra cui anche i bambini. Un dato importante è che il numero di minori che si trovano in una condizione di dipendenza dagli aiuti umanitari sono circa 5 milioni, che è un dato che è un po' diminuito rispetto al 2018 e al 2017, ma in maniera non significativa. Nel 2018 erano 5 milioni e 300 mila. Questo lieve miglioramento è dovuto al fatto che questo anno è migliorata la possibilità di accedere ad alcune aree e c'è stata la possibilità di portare assistenza.
ma i tassi di povertà e di vulnerabilità rimangono molto alti. L'altro dato è quello di coloro che rimangono fuori dal paese o in altre località perché sono fuggite dalla guerra, e tra questi ci sono anche molti minori, oltre 2,5 milioni di profughi, e che sono appunto minori su un totale di quasi 6 milioni. L'UNICEF parla di più di 1.000 minori uccisi nel 2018, ma oltre le vittime c'è il dramma dei minori venduti dalle stesse famiglie, del lavoro minorile, della prostituzione e dei matrimoni precoci. E dei bambini soldato anche. Noi nel dossier dell'anno passato avevamo focalizzato l'attenzione proprio su queste situazioni di particolare vulnerabilità e che sono effetti della guerra che perdurano nel tempo e che peggiorano con il tempo se non vi è una ripresa effettiva del paese, no? Queste situazioni quindi non sono in calo, ma anzi purtroppo alcune di esse probabilmente si sono anche acutizzate. Anche il dato sul reclutamento dei bambini soldati era molto importante, circa il 47% degli intervistati riteneva che questo effettivamente era stato un problema, e lo è ancora, e i cui effetti sono significativi, perché si sa che i traumi subiti da bambini e bambine da un'esperienza di arruolamento sono devastanti per la psicologia della persona. La cronaca ci riporta a Genova, andiamo sul sito di ANSA Liguria. 3 bambini sono rimasti intossicati in un incendio divampato in un'abitazione di via Vassicomo nel quartiere di Genova Marassi. I piccoli sono stati trasferiti all'ospedale Gaslini accompagnati dalle mamme. I vigili del fuoco hanno poi fatto sfollare circa 60 persone della palazzina per consentire le operazioni di bonifica e per le verifiche sulla stabilità. Il rogo sarebbe partito con ogni probabilità dalla cucina, avrebbe interessato tutto l'appartamento. Sul posto sono presenti e hanno operato le volanti della polizia e le ambulanze. Torniamo sul territorio. Numerosi studenti del liceo Marconi del Pino di Chiavari hanno donato per la prima volta il loro sangue. L'iniziativa è stata promossa dall'HT Onlus, l'associazione dei malati di una patologia rara, che ha così trasmesso il valore e l'importanza della donazione. La campagna si è svolta con il prezioso aiuto della Fidas. Vediamo. Effettivamente fa più male lo scotch che la donazione effettiva. Nessun timore davanti al lago, 18enni coraggiosi che hanno donato il sangue per la prima volta compiendo un gesto d'amore per il prossimo. L'iniziativa si è svolta in 3 sezioni del liceo Marconi del Pino di Chiavari. In classe i volontari Fidas hanno spiegato il valore di questo gesto, molti si sono prenotati e dopo i controlli sono saliti a bordo dell'autoemoteca. Fa sempre piacere sapere che qui in Italia c'è comunque una persona che grazie al tuo aiuto verrà aiutato o anche salvata. Sono sempre delle belle sensazioni. Non ho sentito praticamente nulla, a parte un po' di giramento di testa, però con un po' di focaccia è passato tutto. Lo rifaresti? Assolutamente sì, aspetto i 6 mesi e poi sono di nuovo qua. Non vedevo l'ora di farlo da quando ho compiuto 18 anni e finalmente l'ho fatto. Ho sempre visto i miei genitori farlo e quindi ero desiderosa di poter aiutare. L'iniziativa è stata promossa dall'HHT Onlus, l'associazione di malati affetti da una patologia rara, la teleangiectasia emorragica ereditaria, una malformazione dei vasi sanguigni che provoca emorragia in varie parti del corpo. Il coordinatore regionale si batte ogni giorno affinché ci sia maggiore sensibilità e per i ragazzi è stato un esempio concreto di come viene destinato il sangue. Noi malati di questa patologia abbiamo spesso bisogno di trasfusioni perché anemizziamo in quanto le perdite sono molto frequenti e a volte anche copiose. Quindi questa raccolta per noi è fondamentale. Infatti da 5-6 anni portiamo avanti un'iniziativa che si chiama MyHHT Valentine, che è appunto un modo di invogliare i giovani a donare. L'iniziativa è partita proprio a San Valentino e si è conclusa pochi giorni fa. A dare una mano all'HHT Onlus è stata la Fidas, che ha potuto trasmettere agli studenti il desiderio della donazione di sangue. I ragazzi in realtà sono generosi, capiscono il bisogno che c'è di sangue, capiscono anche tramite esempi, esperienze vissute, insomma riusciamo a trasmettergli sia la necessità che i valori. Le interviste, le immagini andranno in onda questa sera nella rubrica Si può dare di più a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace. Nella seconda parte proporremo l'intervista a Ruggero Rossi, tecnico operante nei sistemi di sicurezza di Rapallo, che ha promosso un progetto in Senegal volto a realizzare una scuola ed un impianto polisportivo. Appuntamento dunque questa sera su Telepace 1, canale 15.
Un momento di animazione e festa in maschera ha caratterizzato il pomeriggio di sabato alla residenza protetta Castagnola di Chiavari. Gli anziani ospiti sono stati coinvolti nella preparazione dell'evento che ha avuto a tema le maschere veneziane. Sono stati loro stessi a realizzare queste maschere durante i laboratori di animazione, utilizzate sia come addobbo dei locali della struttura sia per essere indossate durante la festa. Il pomeriggio è stato allietato dalla fisarmonica di Diego e si è conclusa con la rottura della pentolaccia. E un articolato intervento ha tenuto impegnata nel pomeriggio di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco di Rapallo. I pompieri sono calati nei pressi della chiesa di San Giorgio, siamo a Portofino, per soccorrere un cane che, caduto dalla scogliera, è rimasto bloccato sulle rocce sottostanti. I Vigili del Fuoco si sono calati utilizzando tecniche di derivazione alpinistica. Raggiunto il punto dove si trovava l'esemplare di Labrador, lo hanno imbragato e poi portato in salvo. Arriva nella Baia del Silenzio a Sesti Levante Levante Drone Festival 2019, il festival della fotografia aerea da drone. Sarà un weekend, il prossimo, dedicato agli appassionati di questi mezzi volanti, sempre più utilizzati in diversi settori, per una manifestazione che vedrà la partecipazione di aziende del settore attive nell'ambito delle riprese aeree, nel montaggio video e tanti altri aspetti. Nella nostra scheda adesso gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. In programma per mercoledì 13 marzo, cervello e fumo, gli specialisti a disposizione dei cittadini. È il fulcro della giornata di educazione alla salute ideata dall'ente ospedaliero Galliera a Genova. L'appuntamento è alle 9:30 nel Salone Congressi dell'ospedale. Nell'ambito del progetto Nessuno si salva da solo delle parrocchie di Santa Margherita Ligure e dell'Istituto Comprensivo San Margheritese, alle 11 nell'auditorium delle scuole medie i ragazzi incontreranno Gianluca Ardini, sopravvissuto al tragico crollo del Ponte Morandi, e i vigili del fuoco che gli hanno prestato soccorso salvandogli la vita. Per i corsi di cultura di Chiavari, Francesco Brunetti proporrà una lezione di scrittura creativa sul tema Percorsi di scrittura. L'appuntamento è alle 16 nella Sala Livellara di Via del Pino. Proseguono gli appuntamenti inseriti nel calendario dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nella sede di Villa Quairolo, Alessandra Cavalli affronterà il tema La tutela giuridica degli animali. Truffe ai danni degli anziani. Incontro informativo rivolto a tutti alle 16:30 nei locali della parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Interverranno Massimo Esposito, comandante della compagnia Carabinieri di Sestri Levante, e Federico Calamo, comandante della stazione Carabinieri di Lavagna. Saranno forniti consigli agli anziani per la tutela della loro sicurezza. Per le mostre ricordiamo che a Chiavari fino al 30 aprile alla Galleria Cristina Busi è allestita la terza mostra dedicata all'opera di Giovanni Job, che si può visitare il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19:30. Siamo allo sport con la pallanuoto, la Serie A1 femminile. Le gialloblu del Rapallo hanno battuto al Poggiolino il Florenzi a 13-3. Le rapallesi in questo momento sono seconda in classifica alle spalle della SIS Roma, in attesa di conoscere il risultato della partita che si giocherà domani, che vedrà scendere in vasca l'equipe Orizzonte in casa della squadra di Velletri FND H2O. Vediamo il servizio della partita. Vittoria meritata, conquistata con determinazione, ma non per questo meno difficoltosa. Dinanzi al pubblico di casa, nella piscina del Poggiolino, le ragazze della Rapallo Pallanuoto hanno battuto le avversarie del Florenzia per 13-3. È stata una partita che abbiamo interpretato bene sin dall'inizio, ben giocata sia tatticamente che mentalmente che fisicamente. Abbiamo portato a casa il risultato abbastanza agevolmente. Ottima la prestazione della squadra, a segno 4 volte con Giulia Emmolo. È stata una partita che abbiamo chiuso dall'inizio, era importante per noi finire perché ora avremo uno stacco lungo con la nazionale, quindi è un risultato importante per il morale della squadra e la prossima partita sarà ad aprile, un mese praticamente per lavorare. Le rapalesi balzano al secondo posto in classifica, 37 punti, e aspirano ad arrivare alla Final Six con un buon piazzamento. La testa la dobbiamo mettere agli ultimi incontri del girone di ritorno per arrivare nella Final Six definitiva, nella migliore classifica possibile, per avere gli accoppiamenti migliori, per poi giocarci
tutto nella finale scudetto a 6. Nel frattempo ci sarà la sosta di circa un mese per consentire la partecipazione di alcuni atlete al collegiale nazionale. Giovedì partiamo per il collegiale con la nazionale, sarà un collegiale comunque nuovo perché proveremo le regole nuove in vista della finale di Eurocup a Torino, dove l'Italia è già in semifinale e aspetteremo le dirette concorrenti. Sarà sicuramente una bella prova per confrontarci con le più grandi squadre d'Europa, con le nuove regole in vista poi dei mondiali che si terranno a luglio. Le ragazze della pallanuoto rappallese si godano ora la vittoria in campionato nell'entusiasmo dei tifosi di casa di tutte le età. Ho fatto l'abbonamento e guai se non vincono. Quando vincono faccio il fioretto di non mangiare dolce per tutta la settimana. Va bene così? Io sono Bruno Antonucci, il papà del coach e il papà del presidente, e questa partita è il più regalo bello che io potevo ricevere. Grazie caro. Per la A2 di pallanuoto maschile il Lavagna 90 ha vinto in casa 10-8 contro il Sori, mentre il Camogli ha vinto in trasferta 6-4 contro il Crociera Stadium. In Serie B maschile sconfitta del Chiavari Nuoto nella vasca dell'Imperia 5-3, sconfitta anche del Rapallo all'Erici per 8-7. E il Villaggio Calcio è entrato a far parte del progetto Next Generation della Sampdoria per sviluppare, promuovere e diffondere i valori etico-sportivi che caratterizzano la formazione dei giovani calciatori. Notizia che troviamo sul nostro sito. I ragazzi entrano a far parte di un gruppo di oltre 30 società affiliate in Italia che scambieranno esperienze tecnico-tattiche ed educative. L'accordo avrà efficacia fino al 2020. La collaborazione prevede incontri, visite formative e allenamenti dimostrativi. Ci sarà la possibilità di assistere agli allenamenti della prima squadra con possibilità di incontrare i campioni blucerchiati e i tecnici del settore giovanile. I bambini infine avranno la possibilità di assistere alle gare di Serie A che la Sampdoria giocherà nel suo stadio di Genova Marassi. E con lo sport si conclude questa edizione di TG Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.